Buon pomeriggio, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Oggi mi trovo qui con Stefano Paesante, candidato alle prossime elezioni regionali appunto della Regione del Veneto. Lui è candidato per Resistere Veneto. Ciao Stefano. Ciao Barbara, grazie dell'invito e grazie dell'intervista. Sono appunto candidato per la lista Resistere Veneto di Riccardo Sciumschi, che è un medico ed è stato tanti anni sindaco del comune di Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. Svolgo la professione di commercialista e revisore legale e sono attualmente consigliere nel comune di Taglio di Po con delega alla pesca, agricoltura e caccia, cultura veneta e anche sviluppo economico facendo parte della commissione bilancio, assisto l'assessore al bilancio per la determinazione delle politiche economiche del comune di Taglio di Po. Allora Stefano, noi insomma ci conosciamo, volevo sapere un po' il vostro programma. Cosa ne pensate voi dell'autonomia? L'autonomia è un tema ovviamente molto importante per me in primis, ma per il nostro movimento anche, perché è un tema che io seguo da molti anni ormai e che fa un po' sorridere quando sento alcuni partiti che parlano ancora oggi di autonomia. Noi sappiamo che abbiamo votato ormai nel lontano 2017 per l'ottenimento di maggiore autonomia, hanno votato più del 90% dei veneti e ad oggi i risultati stanno praticamente a zero, perciò il nostro impegno come movimento, nel caso in cui dovessimo riuscire ad entrare in Consiglio regionale, è quello di spingere in maniera molto forte nell'ottenimento di tutte le competenze possibili per la Regione Veneto, su tutte e 23 le materie di cui la Regione può chiedere la competenza e di cui oggi fondamentalmente siamo a zero. E per quanto riguarda la sanità invece? Per quanto riguarda la sanità è un tema ovviamente molto delicato, noi come movimento siamo ovviamente contro le imposizioni e contro le scelte prive di logica e siamo ovviamente a favore di investimenti molto forti nella sanità. Se noi dovessimo chiedere a chiunque, sappiamo quale potrebbe essere la risposta, perché le liste d'attesa negli ultimi anni sono diventate lunghissime e la sanità veneta ovviamente è una sanità tra le migliori d'Italia, ma che negli ultimi anni sta dando dei segni, diciamo, di cedimento, tant'è che anche gli ultimi sondaggi che sono stati fatti dimostrano che 7 veneti su 10 ritengono che la sanità veneta stia perdendo i colpi sostanzialmente proprio per l'allungamento delle liste d'attesa e poi anche per quanto riguarda il fenomeno, diciamo, della creazione delle case della comunità. La normativa prevede che nei prossimi anni verranno create appunto queste case della comunità dove verranno raggruppati tutti i medici di base, per esempio nel mio territorio per quanto riguarda il comune di Portoviro, Taglio di Po e Portotolle, tutti i medici verranno portati nel comune di Portotolle. Questo ovviamente rappresenterà un problema importante soprattutto per gli anziani e coloro che comunque hanno difficoltà a spostarsi e quindi secondo me questo è un tema molto delicato e molto importante su cui bisognerà ragionare anche perché mancano i trasporti pubblici fondamentalmente nel nostro territorio. Allora, nel nostro territorio le attività tra le principali ci sono l'agricoltura e la pesca. Nel vostro programma che cosa c'è per queste realtà? L'agricoltura e la pesca sono due pilastri fondamentali del nostro territorio che appunto è a vocazione prevalentemente agricola, legata alla pesca e ovviamente legato al turismo. Ormai negli ultimi anni sappiamo che è un settore in forte sviluppo per quanto riguarda in generale la provincia di Rovigo, in particolare anche per il delta del Po. Caccia, pesca e agricoltura hanno ricevuto molti pochi fondi ovviamente in relazione soprattutto alla problematica del granchio blu. Sono stati fatti dei provvedimenti che ovviamente hanno messo delle somme a disposizione per il campo della pesca soprattutto, ma suddivisi in tanti anni e di conseguenza alla fine le risorse diventano estremamente modeste rispetto a quella che è la problematica del granchio blu. Inoltre è anche importante sia per il tema dell'agricoltura che della pesca fare investimenti preventivi, non posteriori, perché gli investimenti preventivi servono appunto a prevenire le problematiche che si possono creare in futuro, come la problematica del granchio blu, che era già nota ed è arrivata, diciamo, alle cronache quando ormai il problema era esploso e difficilmente risolvibile. E circa le strade invece?
Per quanto riguarda le strade, sappiamo che la provincia di Rovigo in generale, da Rovigo in giù, mancano i collegamenti con le arterie principali, superstrade, autostrade, non arrivano nel Basso Polesine, che è appunto un territorio che dovrebbe vivere in gran parte anche di turismo. L'unica strada o l'arteria principale che noi abbiamo qui nel Delta del Po è la Romea statale, che collega direttamente Mestre con Ravenna, ed è una strada con il più alto tasso di mortalità e di incidenti in Italia, e spesso si sente parlare di Romea commerciale, ed è un tema che anche questo, come quello dell'autonomia, torna alla ribalta quando ci si avvicina alle elezioni. Invece è un tema che va affrontato con molta serietà e andrebbe analizzato e andrebbe fatto qualcosa di concreto per la creazione di una Romea commerciale o di un miglioramento comunque della viabilità sulla Romea stessa, un ampliamento, per fare in modo che il territorio della provincia di Rovigo sia ben collegato con tutte le arterie principali e possa come dire, dimostrare appieno le proprie potenzialità riguardo al turismo, ma anche riguardo alle attività commerciali, artigianali e imprenditoriali. Allora, Stefano Paesante è già consigliere comunale del comune di Taglio di Po, ma so che a Taglio di Po allora i candidati regionali siete due. Esatto, Barbara, i candidati sono due, perché oltre ad essere candidato io, è candidato anche l'attuale sindaco di Taglio di Po, al quale io farei una domanda, perché mi piacerebbe sapere cosa farebbe il sindaco nel caso in cui dovesse essere eletto alla carica di consigliere regionale, perché sappiamo che la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, e questo comporterebbe, come è accaduto per il comune di Portoviro, le dimissioni del sindaco, e di conseguenza questo lascerebbe spazio ad un periodo di transizione dove il comune ovviamente si troverebbe ad essere fondamentalmente fermo, e si dovrebbe poi andare a nuove elezioni, comportando quindi uno stop comunque delle attività poste in essere dalla nostra amministrazione. Allora, voglio sapere come si vota. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché ovviamente è fondamentale apporre una X sul simbolo del movimento, del partito che intendete votare, ma è estremamente fondamentale inserire il nome o cognome del candidato. Quindi nel mio caso dovrete barrare la lista Resistere Veneto di Riccardo Sciumschi e inserire nell'apposito campo il mio cognome, che è Paesante, perché bisogna ricordarsi che apporre la X non è sufficiente. Se noi vogliamo per la provincia di Rovigo e per il Delta del Po, il Basso Polesine, avere un rappresentante del territorio, dobbiamo assolutamente indicare il cognome del candidato che vogliamo votare, altrimenti il voto va ovviamente alla lista, ma non va al candidato della provincia in cui noi ci troviamo, e quindi è fondamentale inserire il cognome. In che data si va a votare? Si voterà nelle giornate del 23 e 24 novembre 2025. Perfetto, la nostra intervista si conclude qui. Io sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, e Stefano Paesante, candidato alle elezioni per il Consiglio regionale del novembre 2025 con il movimento Resistere Veneto di Riccardo Sciumschi. arrivederci a tutti.